Anche Romano De Zelino partecipa alle Olimpiadi 2024 di Parigi perché il super schiacciatore dell'Ital Volley, Mattia Bottolo, sta portando alto il nome del suo comune d'origine, dove il sindaco Simone Bontorin ha voluto affiggere un cartellone di sostegno per l'atleta 24enne. Avere un atleta alle Olimpiadi è un orgoglio per tutta la comunità e quindi non ci aspettavamo che questo momento per poter appendere al nostro comune uno striscione per incitare Mattia nella sua attività, nella sua grande attività di schiacciatore, ma soprattutto per incoraggiarlo per questi giorni che sono veramente frenetici e di tanti impegni olimpici. E coglie l'occasione per sottolineare come, qualsiasi sia l'esito delle gare disputate da Mattia, ma in generale da tutti gli atleti e le atlete, in ogni caso sarà sempre un successo. Abbiamo sentito dalle interviste di molti atleti che l'importante non era arrivare a quella medaglia di quel colore che fosse, ma di essere lì alle Olimpiadi, e che quello era il momento nel quale avrebbero potuto portare tutto il sacrificio di anni di lavoro per poter arrivare anche a essere i quarti, i sesti, i decimi di una classifica, e di conseguenza a noi non interessa quello che sarà il risultato, ma sapere che abbiamo un atleta che abita a Romano, che gioca nelle migliori squadre italiane, che soprattutto è un fortissimo schiacciatore, è per noi tutti un fonte di orgoglio.